Chiediamo a Stefano Bino, il presidente, di raccontarci un po' l'Accademia d'Arte di Cagliari. L'Accademia d'Arte di Cagliari nasce nel 2017, quando siamo venuti nella struttura del Lazzaretto di Cagliari, una bellissima struttura di fine 1600, un vero lazzaretto, e abbiamo portato dentro l'idea di una scuola che è diventata poi un punto di riferimento in Sardegna per chi vuole imparare l'arte in maniera professionale. Abbiamo tantissimi studenti che vogliono venire a studiare da noi siamo pronti, abbiamo un corpo docente di 20 insegnanti, tutti professionisti del settore chiaramente, che assistono proprio gli studenti nella loro esperienza, quindi se vogliono imparare l'arte classica, perché non trattiamo altri ambiti artistici che non ci competono, ma trattiamo fumetto, illustrazione, pittura e scrittura sempre nel modo classico, quindi quello accademico che quasi un po' si sta perdendo, invece che noi vogliamo riprendere e siamo convinti che sia invece la via per diventare degli artisti e fare arte, poi che può avere diverse diramazioni, diverse anche modifiche nel corso dell'esperienza del singolo artista. E l'Accademia sta crescendo recentemente? L'Accademia sta crescendo, abbiamo sempre più studenti, abbiamo sempre più contatti, anche collaborazioni con fondazioni, con i comuni, con altre entità che credono nell'Accademia proprio perché credono nel fatto che noi possiamo dare una didattica professionale, che è ovviamente così, che possiamo dare quel valore aggiunto in più per i loro progetti. E oltretutto cresciamo sempre più perché all'interno dell'Accademia c'è la casa editrice Camena, che anch'essa cresce, man mano che cresce l'Accademia sempre di più. Ci sarà l'Open Day a maggio e verranno presentati tutti i corsi. Sì, ci sarà l'Open Day a maggio, una giornata aperta, appunto, dove presenteremo tutti i corsi gratuitamente e faremo proprio le dimostrazioni dei corsi che si terranno per l'anno accademico successivo, che sarà 2025-2026.